Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, come sempre la cronaca prima di tutto, sempre prima di tutto, con tutte le ultime novità già raccolte dalle nostre redazioni, trasformate in servizi che potremo vedere qui nel corso della nostra informazione, ma spazio come ogni giorno anche per l'attualità di una regione che si trova a fare i conti con la crisi, con le difficoltà quotidiane, con gli aumenti dei costi dell'energia, del carburante, con addirittura problemi causati in sede europea verso le eccellenze enogastronomiche, in questo caso particolare il vino del Veneto. Con l'inizio dell'anno ricominciano i cantieri, ripartono i lavori in molte città e si comincia a marciare spediti verso le amministrative del 2023. Qualche città importante come Vicenza va al voto, quindi è il caso di cominciare a capire chi si propone, chi si candida e da che parte vanno anche eventuali alleanze politiche. Tutto questo in questa edizione del Focus TG, che dalla settimana prossima cambierà pelle, cambierà volto, perché diventerà un prodotto ancora più importante. Ci sarà il nostro direttore Luigi Baccialli, che ogni giorno dalle 12 alle 13:30 sarà in diretta qui su Rete Veneta per tutte le ultime novità proprio dal Veneto, con collegamenti con tutti i servizi più freschi e con anche ospiti in studio per commentare le ultime notizie. Quindi una nuova edizione della nostra informazione per essere sempre più vicini a voi telespettatori e sempre più sulla notizia. Adesso cominciamo a vedere le notizie del giorno, perché la cronaca, come dicevamo, è sempre in primo piano, perché un uomo è morto a causa di un incendio che si è sviluppato all'alba all'interno di un'abitazione nel centro di Rovigo. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento. L'incendio si è verificato, ci fanno sapere l'ANCI di agenzia, in Viale della Pace, l'arteria che attraversa la città con residenze e attività commerciali. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Tra le prime ipotesi appunto, c'è quella che il deceduto abbia acceso una stufa a legna, che le esalazioni di fumo dalla canna fumaria, forse ostruita, lo abbiano soffocato, rendendogli impossibile la fuga. Nel frattempo è arrivato un aggiornamento di questa notizia e il corpo dell'uomo è stato ritrovato all'interno dell'abitazione dai pompieri entrati nei locali indossando i respiratori ed è stato trasportato poi all'esterno. Oltre alla moglie ricoverata in ospedale a Rovigo, è stato soccorso anche un vicino di casa che nelle prime fasi aveva respirato il fumo dell'incendio. Questa persona è già stata dimessa dall'ospedale. Sul posto ci sono 3 automezzi, 9 unità dei vigili del fuoco. Il nucleo investigativo sta accertando appunto le cause dell'incendio. Poi ci arriveranno altre notizie riguardo a questo fatto tragico, ve le daremo nel corso del Focus TG. Un altro incendio fortunatamente molto meno grave, in questo caso nella Pedemontana. Vediamo. Paura e danni a Borso del Grappa, dove nella notte è divampato un furioso incendio che ha distrutto una struttura adibita a ricovero attrezzi e legnaia in via Vei. Sul posto sono accorsi i pompieri di Montebelluna, Treviso, Asolo e Bassano del Grappa, con 3 autobotti, l'autoscala e ben 17 operatori. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero dal ricovero alla casa adiacente. I residenti sono stati comunque fatti uscire dall'abitazione e messi al sicuro. Le operazioni di spegnimento sono terminate nella notte, mentre quelle di bonifica sono andate avanti fino alla tarda mattinata. La conta dei danni è ancora in corso. Di certo il fuoco ha distrutto il materiale contenuto nel deposito e il tetto in legno. Un'altra notizia tragica arriva da Martellago, tragedia nella serata di ieri verso le 21 sulla Castellana, ai confini tra Mestre appunto e Martellago, dove un motociclista è morto dopo una sbandata e una caduta dal suo veicolo. La moto è finita contro un palo dell'illuminazione, l'incidente è venuto a Trevignano. Sul posto, immediatamente dopo lo schianto, è arrivato anche il figlio della vittima, che si è disperato di fronte a quello
quello che ha trovato. Secondo le prime ricostruzioni la vittima è un 62enne di Trevignano, il cui nome è Flavio Scarpa, stava rientrando a casa quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo. È finito prima addosso a un paletto metallico di delimitazione della careggiata e poi contro un lampione dell'illuminazione pubblica. A dare l'allarme è stato un residente che portava il cane a fare una passeggiata, che è stato diciamo spaventato dal gran rumore. Niente da fare per il motociclista. Anche qui i nostri colleghi si stanno occupando di questa vicenda, raccogliendo tutte le informazioni, poi ve le daremo nel corso della nostra informazione. Andiamo avanti con la cronaca, ma con un aggiornamento, perché vi ricorderete la vicenda del giovane nordafricano che era scappato a un controllo della polizia a Padova, gettandosi nelle acque del Brenta, ed era annegato. Erano emerse delle accuse secondo le quali il giovane era stato picchiato dalle forze dell'ordine. Arrivano proprio questa mattina i risultati dell'indagine esterna necroscopica sulla salma, e pare che non ci siano stati segni di violenza, ma ce lo racconta meglio la nostra redazione padovana. L'autopsia si svolgerà la prossima settimana, lunedì o martedì, ma intanto l'esame medico esterno compiuto sul corpo di Oussama Ben Reba ha dato alcune prime risposte. Nessun segno di violenza è stato rilevato sul 23enne tunisino che martedì pomeriggio, intorno alle 16, si è lanciato nelle acque del Brenta a Pontevico d'Arzere per sfuggire a un controllo della polizia. Era sull'argine con altre 3 persone, 2 tunisini e un algerino. 3 sono riusciti a scappare e lui avrebbe tentato di divincolarsi per sfuggire all'identificazione, lanciandosi poi nelle gelide acque del fiume. Uno degli agenti presenti, contuso, avrebbe anche provato a salvare il giovane allungandogli un pezzo di legno. Questo secondo il rapporto dei poliziotti, che sarebbe confermato dalle testimonianze rese da 2 persone che passeggiavano sull'argine in quel momento. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Padova e coordinate dal PM Luisa Rossi, che nei prossimi giorni potrebbe sentire l'amica di Oussama, che aveva lanciato pesanti accuse di violenza nei confronti degli agenti, raccontando di aver ricevuto una videochiamata dove si sarebbe visto un poliziotto picchiare e gettare in acqua il 23enne. Se tutto questo non fosse confermato, la donna rischia l'accusa di calunnia. Nel frattempo è stretta nel dolore la famiglia di Oussama Ben Reba. La giovane moglie, assistita da familiari e amici, è in contatto con il consolato tunisino per il rimpatrio della salma del marito, una volta ottenuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria. I funerali del giovane si svolgeranno in patria con rito islamico. Un'altra vicenda avvenuta nel Padovano che ha destato grande scalpore, grande dolore, è quella legata al massacro dei coniugi di San Martino di Lupari. Si era parlato di alcuni cocci ritrovati sulla scena del crimine, e sarebbe adesso, emerge questa novità, un piatto di ceramica l'arma del delitto secondo gli inquirenti. Un piatto di ceramica colorato di cui si sta cercando ogni più piccolo frammento. Sarebbe questa l'arma usata nella villetta di via Galilei a San Martino di Lupari per uccidere Mariangela Sarto, la maestra in pensione, trovata senza vita in un lago di sangue nella camera da letto intorno alle 13 del 27 dicembre. Il marito Giorgio Miatello è ancora ricoverato in ospedale a Padova e non è stato in grado di parlare con gli inquirenti che si occupano delle indagini. A trovare i genitori la figlia che aveva soccorso il padre in soggiorno e scoperto il corpo senza vita della madre. È Diletta Miatello, la figlia primogenita dei 2 coniugi, a essere accusata del delitto della mamma e del grave ferimento del papà. In carcere a Verona, dove nei prossimi giorni riceverà una nuova visita dell'avvocato che la difende, Elisabetta Costa, non ha ancora detto nulla di quanto accaduto. Inizialmente i carabinieri, coordinati dal PM Marco Brusegan, pensavano che l'arma del delitto fosse un vaso, poi si è arrivati a individuare il piatto. Gli inquirenti intanto attendono di poter interrogare Giorgio Miatello, sopravvissuto alla strage, ma per i medici che lo hanno in cura le sue condizioni ancora non lo permettono. Rivediamo un servizio di approfondimento su questa vicenda, perché il PM aveva disposto diversi accertamenti, fra questi anche quello che dovrà stabilire se la figlia Diletta era in grado di intendere e volere. L'accertamento che
come difesa riteniamo essere il più significativo è quello conferito alle consulenti del pubblico ministero, le dottoresse Smendi e Palleschi, in relazione alla capacità di intendere e di volere della signora Miatello. E nell'alveo di questo conferimento incarico anche la difesa ha nominato un proprio consulente. Non solo l'accertamento clinico disposto su Giorgio Miatello, l'anziano massacrato in casa la notte di Santo Stefano, fondamentale per capire se i colpi che la procura ritiene inferti dalla figlia maggiore Diletta avessero l'obiettivo di uccidere, ma anche un nuovo incarico conferito per accertare se la 51enne ex vigilessa al momento dei fatti fosse in grado di intendere e di volere. Il consulente nominato dalla difesa, il dottor Terranova, affiancherà le consulenti del pubblico ministero nelle valutazioni del caso relative alle condizioni psicofisiche di Diletta. La donna in carcere a Verona sarà presto raggiunta dall'avvocato. Ha appreso che il padre Giorgio, sopravvissuto, è in lento miglioramento. La signora continua ad essere provata ed è una persona che ovviamente è sorvegliata all'interno del carcere in modo particolarmente attento. Le operazioni peritali inizieranno il 25 di gennaio, quindi è mia intenzione recarmi in carcere prima di quella data proprio per spiegare alla signora, insomma, che ci saranno dei colloqui e delle visite mediche che andranno a seguire. Il fascicolo medico di Diletta in cura al centro di salute mentale di Cittadella è stato posto sotto sequestro. Non è stato possibile visionarlo, conferma l'avvocato. Una perizia psichiatrica dunque per Diletta Miatello, un accertamento a cui la difesa avrà la possibilità di partecipare perché il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, come dicevamo la cronaca prima di tutto, e per quanto riguarda la cronaca arriva una notizia da Verona dove il questore ha disposto 15 DASPO a carico di altrettanti giovani, di cui 13 riguardano l'aggressione ai tifosi che stavano festeggiando la vittoria della loro nazionale ai campionati del mondo contro la Spagna. Altri 2 coinvolti negli scontri prima dell'amichevole del Verona con una squadra istriana. Lo scorso 6 dicembre un gruppo di 13 giovani, tutti riconosciuti dalla Digos come militanti in gruppi di estrema destra di Verona, si era reso responsabile di alcune azioni violente nei confronti dei tifosi marocchini. Per questi fatti erano già stati denunciati all'autorità giudiziaria. Per loro adesso è stato disposto appunto il divieto di accesso all'interno degli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri stati dell'Unione Europea in occasione di manifestazioni calcistiche, oltre al divieto di accesso alle zone adiacenti allo stadio Bentegodi e alla stazione di Verona Porta Nuova nelle giornate in cui si svolgono manifestazioni sportive. Dei provvedimenti 2 hanno durata di 5 anni con contestuali obbligo di firma in questura. Andiamo avanti, torniamo a Vicenza per vedere l'esito di un furto con destrezza. La vittima è stata riconosciuta, viene arrestata. Arrestata in flagranza una donna di origine serba in via Legione Antonini dagli uomini delle volanti. La donna ieri pomeriggio è stata riconosciuta all'interno di un esercizio commerciale dalla vittima di un furto avvenuto alcuni giorni fa. Intercettata dagli operatori della Polizia di Stato, indossava lo stesso marsupio che aveva il giorno del furto. La vittima, un vicentino, in quell'occasione aveva subito il furto tra gli altri effetti delle carte di credito e del bancomat. Nel momento della perquisizione la donna è stata trovata in possesso della refurtiva, in particolare proprio delle carte di credito. Pertanto è stata arrestata e condotta al carcere femminile di Montorio a Verona, in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida. Periodo di furti, razzie, intrusioni nelle case di molte zone del Veneto. Da prima di Capodanno la pedemontana, sia quella vicentina che quella trevigiana, è presa di mira da alcune bande, alcune che operano anche in modo piuttosto peculiare e particolare. Vediamo un servizio.
2 settimane di fuoco che hanno interessato la Pedemontana sotto le feste natalizie. Ladri in azione tra furti portati a segno e tentati, creando non poca preoccupazione tra i residenti. Un'ondata è iniziata a Tezze sul Brenta con numerose segnalazioni di colpi in casa arrivate anche alla nostra redazione. Per poi passare a San Zenone degli Ezzelini, dove particolarmente presa di mira la zona tra le vie Valli e Cime. L'ultimo tentativo in ordine cronologico giusto 2 sere fa. Mentre a Fonte, in via Acque, hanno colpito i ladri della Scala. Malviventi arrivati da nord, dal bosco, portandosi appresso una scala per superare una recinzione e un piccone con cui hanno sfondato gli scuri, sradicato un'inferriata e scardinato la finestra per poi introdursi in un'abitazione e rubare tutto quello che hanno potuto, abbandonando poi scala e piccone. E ladri in azione anche a Marostica, dove però hanno desistito perché si sono trovati davanti il padrone di casa, il pilota di rally Alessandro Battaglin, svegliato dall'allarme anti-intrusione che li ha messi in fuga. Battaglin ha divulgato sui social le immagini delle telecamere di videosorveglianza e sono molte le similitudini con gli individui che hanno colpito nei giorni scorsi anche a Pienezze e Rosà. Intanto già diversi sindaci stanno attivando ronde notturne in prima linea assieme ai concittadini per cercare di aumentare il controllo capillare sul territorio e mettere un freno alla criminalità. Non solo furti, non solo razzie nelle case, ma anche, e lo abbiamo visto più volte nei nostri telegiornali, qualcuno che se la prende con immagini religiose, con edicole votive. Solo di qualche giorno fa la statua di San Giuseppe fatta esplodere con un petardo a Tezze sul Brenta. Ebbene, a Ramon di Loria è stata rubata addirittura una Madonnina. Ci troviamo proprio all'incrocio tra via Pinghenzo e via Brentelle davanti al capitello a Ramon di Loria. E che è successo? È sparita la statua della Madonnina? È successo che qualche giorno fa mia comare 2 giorni fa mi chiama e mi fa: Silvio, ti sei accorto che manca la statuetta della Madonnina? Ho detto no, non ho neanche fatto caso, e la sera quando sono tornato dal lavoro ho visto che mancava. Ho detto sarà stato il pittore che di solito ogni 3-4 anni la porta a restaurare, no? Ho chiamato il pittore e mi ha detto no, neanche io non l'ho presa. E allora abbiamo fatto un passaparola, siccome siamo sul gruppo della via WhatsApp, nessuno l'ha presa. Secondo me è stato qualcuno che ha voluto fare qualche dispetto. Solo qualche giorno fa, ricorderete, un altro capitello, questa volta a Tezze sul Brenta, era stato preso di mira quando la statua di San Giuseppe con Gesù Bambino era stata fatta saltare con un petardo. Adesso i soliti ignoti hanno fatto sparire la Madonnina a Ramon, sradicandola dal basamento cui era ancorata. Un punto di riferimento importante per l'intera via Brentelle e laterali. Era proprio qua davanti a casa e tutta la via a maggio ci incontra qua per fare il Santo Rosario tutte le sere, qua proprio davanti a casa mia. E siamo rimasti tutti un po' distrutti da questa notizia. Del furto è stato subito informato anche il sindaco di Loria, Simone Baggio, che ha sporto denuncia ai carabinieri, e i residenti, attraverso le nostre telecamere, si rivolgono direttamente agli autori del gesto. Fate i bravi e poi riportatela. L'importante è che la Madonnina torni al suo posto, perché per noi è una cosa che ci sta sul cuore, insomma. Per noi è importantissima quella statuina. Ci associamo volentieri a questa richiesta, sperando di poter diffondere il messaggio più lontano possibile. Magari, chissà, qualcuno si mette una mano sul cuore e riporta la Madonnina al suo posto. Andiamo a Farra di Soligo, dove scattano i posti di blocco e i controlli dopo l'ondata di furti. Questa sera c'è una grossa operazione in tutto il territorio con diversi posti di blocco. Siamo fuori anche noi con la polizia locale e quindi insomma speriamo veramente che finiscano presto o perlomeno che vengano arrestati. Scende il buio e scattano i controlli a Farra di Soligo, una risposta ai continui raid di malviventi che hanno esasperato i cittadini. Dopo i numerosi furti messi a segno sono iniziati i controlli straordinari delle forze dell'ordine, programmati pattugliamenti e i posti di blocco in diverse strade. In supporto è arrivato anche il 4° battaglione dei carabinieri di Mestre, con loro anche il sindaco di Farra di Soligo, che aveva sollecitato un potenziamento dei controlli per prevenire i furti in tutto il territorio del quartier del Piave, dove l'allarme della popolazione è elevato. L'idea è quella proprio di cercare di scoraggiare questa gente a continuare a fare dei furti e a mettermi in difficoltà il paese, perché ci sono 2 sentimenti che aleggiano
Uno è la paura e uno è la rabbia, e quindi quello che io continuo a dire ai cittadini è di segnalare al 112 se ci sono movimenti e persone sospette, così come anche le macchine, così come dico sempre: accendete gli allarmi, accendete qualsiasi dispositivo che possa scoraggiare questa gente ad entrare nelle nostre case. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. Rimane fondamentale la collaborazione dei cittadini. L'invito è sempre di prestare attenzione a tutti i movimenti sospetti e di allertare subito il 112 o il 113 per garantire l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Nelle prossime settimane a Farra verrà anche ampliato il sistema di videosorveglianza comunale. Gli occhi elettronici e i sistemi di rilevamento targhe saranno di supporto alle indagini dopo ogni reato. Ora abbiamo un contributo da Padova riguardante i disagi nel reperire i posti per l'accoglienza ed è vero e proprio allerta richiedenti asilo. E partiamo dai numeri per farvi capire l'importanza dell'allarme lanciato dal prefetto di Venezia, coordinatore di tutti i prefetti del Veneto, Vittorio Zappalorto. Dal 1 al 13 gennaio di quest'anno sono 229 richiedenti asilo arrivati in Veneto. Tra il 30 novembre e il 31 dicembre erano stati 184, quindi un aumento consistente. 6.563 i richiedenti asilo attualmente presenti in tutta la regione, ma il problema è che i posti in questo momento sono esauriti. Il Veneto che deve ricevere sulla base dell'accordo firmato a livello nazionale il 6% dei richiedenti asili presenti in tutta Italia, in questo momento non ha un posto, tanto che il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha lanciato un allarme: dovremmo ricorrere a caserme o allestire tende in spazi demaniali per riuscire ad accogliere le persone che arrivano, che hanno diritto a questa accoglienza. Gli sbarchi nel frattempo continuano. Per esempio, guardiamo il caso di Padova. Ricordate come nel 2015-2016 i migranti erano stati ospitati anche nella caserma Prandina. Adesso la caserma Prandina da demaniale è diventata proprietà comunale, un grande spazio su cui il comune sta ragionando per capire come impiegarlo. Questo è un posto che sicuramente non potrà essere utilizzato. Prefettura di Padova che, come altre prefetture del Veneto, ad esempio la prefettura di Verona, ha prorogato un bando per la ricerca di 300 posti di accoglienza per un anno per richiedenti asilo. Il bando è stato prorogato al 23 di gennaio a mezzogiorno, scade questo bando. La prefettura di Padova cerca, come dicevo, 300 posti per la durata di un anno da ospitare in singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti ciascuna. Sul piatto anche il problema dei rincari, cooperative e strutture per richiedenti asilo in grave difficoltà. La prefettura di Padova ha alzato a 30 euro al giorno per coprire i costi del caro bollette e della caro vita che tutti stiamo affrontando, la quota che viene assegnata ad ogni richiedente asilo, ma le difficoltà sul piatto restano. Ecco, non so se da studio avete altre domande, se no da Padova ringrazio il collega Cristiano Caiende per la collaborazione tecnica e restituisco la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, Cristiano Caiende per questo contributo da Padova, una situazione che va tenuta naturalmente d'occhio, visto che i temi in Veneto sono tantissimi, ma anche questo di cui avevamo parlato già nell'autunno scorso continua a interessare soprattutto le amministrazioni e tantissime località del Veneto. Adesso noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ricordiamo che da lunedì questa nostra fascia di informazione diventerà ancora più importante con il direttore Luigi Baccialli che condurrà un Focus TG con collegamenti in diretta, con ospiti in studio, tutte le ultime notizie dal Veneto, tutti i servizi ma anche proprio tutte le dirette dai luoghi in cui si verificano i fatti, le notizie che vi raccontiamo
ogni giorno. Adesso vediamo un trittico di servizi della nostra redazione vicentina per capire quali sono le dinamiche sulla sicurezza in città e anche in provincia. Cominciamo con i dati della Questura sulle espulsioni e i permessi di soggiorno. Il pugno di ferro del questore di Vicenza. Nell'ultimo anno c'è stata una vera e propria svolta sulla sicurezza. Paolo Sartori ha applicato la strategia del martello pneumatico. Controlli a raffica, quartieri passati al setaccio quasi ogni giorno dalle forze dell'ordine. Il risultato è nei numeri: 163 espulsioni, di cui 99 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, 15 accompagnamenti alla frontiera, 49 trattenimenti al centro permanenza rimpatri. Sono invece 230 le revoche di permessi di soggiorno, 4 arresti per passaporti falsi, 1 in seguito a mandato di arresto europeo. Ma la presenza degli stranieri non è solo legata al tema della sicurezza. In provincia di Vicenza c'è una forte realtà di immigrati che lavorano e che rappresentano una risorsa che però va regolamentata. La Questura di Vicenza ha registrato nel 2022 la presenza di 97.724 cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Le comunità più popolose sono quella serba, indiana e marocchina. 22.859 i permessi di soggiorno rilasciati, di cui 2.715 per l'emergenza legata alla guerra in Ucraina. 620 le richieste di asilo ricevute, in particolare da Nigeria, Bangladesh e Pakistan. Ritengo che l'attività che è stata fatta abbia avuto un ruolo molto importante e proprio per questo motivo verrà ripetuta anche nel corso del 2023 e se possibile anche intensificata. Non solo Vicenza, non solo la città, ma tutto il territorio nei controlli delle forze dell'ordine. Vediamo cos'è successo nella zona dei Castelli. Montecchio Maggiore. Nel fine settimana dell'Epifania, la polizia locale dei Castelli, nel corso dei controlli straordinari sul territorio, hanno denunciato un uomo alla guida di un veicolo con una patente falsa. Anche ieri sera e ritirato 3 patenti per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno dunque denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino indiano residente ad Alte Ceccato alla guida di una Peugeot. All'Alte, intimato dai poliziotti, l'uomo aveva esibito una patente rilasciata dalle autorità della Repubblica Ceca. Il documento invece, attraverso la verifica più approfondita, non è risultato essere autentico. L'indiano è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura per i fotosegnalamenti e denunciato per il reato di atto falso e falsità materiale. È stato inoltre sanzionato di oltre 5.000 euro per guida senza patente e sequestrata la vettura per 90 giorni. Nei controlli congiunti con la Polizia Stradale di Vicenza, invece, gli agenti hanno pizzicato 3 conducenti in stato di ebbrezza, 2 donne italiane, residenti rispettivamente a Montecchio e a Brendola, con alcolemia superiore a 0,8 grammi per litro. Con l'aggravante dell'orario notturno, alle 2 conducenti è stata ritirata la patente per un periodo tra i 6 e i 12 mesi. Ad un terzo automobilista con valori di alcolemia inferiori è stata ritirata la patente per un periodo di 3 mesi. Vediamo ora gli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, Vicenza e provincia durante le feste natalizie. Controllate 1.350 persone e oltre 900 veicoli. La Guardia di Finanza traccia il bilancio dei controlli eseguiti nel periodo delle festività natalizia nell'ambito del rafforzamento del dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto ai fenomeni di illegalità, per cui sono stati eseguiti centinaia di interventi di polizia economico-finanziaria. 150 gli equipaggi operativi messi in campo dalle Fiamme Gialle nel contrasto anche ai traffici illeciti e al sequestro di stupefacenti, che complessivamente ammontano a 3 tra hashish e marijuana. A Vicenza sono stati sequestrati 100 grammi e denunciate 2 persone all'autorità giudiziaria. A Piovene Rocchette è denunciato una persona nella cui abitazione sono stati rinvenuti 140 grammi di fumo, 7 semi di cannabis e materiale per il confezionamento dello stupefacente. A Castel Gomberto, nel parcheggio di una strada a lunga percorrenza, i finanzieri insospettiti da un anomalo via vai di persone hanno individuato e sequestrato 75 grammi di marijuana imballati in involucri di cellophane. A Poiana Maggiore e a Schio 2 stranieri sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per immigrazione clandestina.
Triestina. Nella provincia berica, inoltre, nel corso dei controlli presso attività commerciali per l'accertamento di eventuali violazioni in materia di commercio di prodotti contraffatti, sono stati sequestrati complessivamente 25.000 tra decorazioni natalizie e prodotti per la casa, perché sprovvisti delle informazioni minime per la messa in vendita. E nel Padovano, a Noventa Padovana, durante un blitz è stata scoperta un'autofficina completamente sconosciuta al fisco. Persone al lavoro, macchinari da professionisti, un punto di riferimento per la riparazione delle auto. Invece l'autofficina scoperta e sequestrata in via Cappello a Noventa Padovana era completamente abusiva. Il titolare dell'attività sconosciuta al fisco è un 50enne. Al blitz delle forze dell'ordine e dello Spisal ha partecipato anche il sindaco Marcello Bano. Tra le attrezzature impiegate dall'officina fantasma, 3 carri ponte, una cisterna di carburante da 9.000 litri priva di autorizzazione, un intero laboratorio di verniciatura, decine di pneumatici e pezzi di ricambio per auto. Batterie esauste, motori di veicoli e altri rifiuti speciali accatastati all'interno di depositi fatiscenti coperti da lastre di Eternit. 3 i lavoratori in nero individuati dai controlli, uno dei quali ha sostenuto di passare di lì per caso. I controlli sono partiti dopo una segnalazione alla polizia locale. Un'altra notizia dall'Alta Padovana, in questo caso a Massanzago, patente falsa, denunciato 50enne. Denunciato un 50enne di origini libiche perché guidava con un permesso di guida fasullo. A scoprirlo gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese, intervenuta a seguito di un incidente in zona industriale a Massanzago. L'uomo, alla guida di una vecchia Renault, si è scontrato contro la vettura guidata da un residente. Alla richiesta di esibire i documenti, il conducente della Renault ha fornito solo un permesso internazionale di guida di dubbia fattura. I controlli successivi hanno confermato l'anomalia. Il 50enne è stato invitato al comando per la consegna della documentazione relativa all'incidente, uno stratagemma per verificare l'originalità dei documenti con l'uso di macchine particolari che hanno fatto emergere la verità. Il documento non era conforme. Ora il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti e l'uomo denunciato all'autorità giudiziaria. Il suo mezzo verrà sottoposto a fermo amministrativo. Restiamo a Padova, chiudiamo la pagina della cronaca, apriamo quella della cronaca giudiziaria per vedere l'inchiesta sulla sanità veneta. Ci sono l'ex direttore generale della Sanità Veneta Domenico Mantoane e Patrizia Simonato, all'epoca direttore generale di Azienda Zero, secondo quanto anticipato dal Corriere del Veneto, tra le 8 persone di cui il PM padovano Silvia Golin ha chiesto il rinvio a giudizio nel mirino dell'indagine sulla sanità veneta riguardante gli anni 2019-2020, le gare d'appalto per l'assegnazione della ristorazione, e infatti tra gli indagati figura anche il responsabile di Serenissima Ristorazione, il colosso delle mense. 8 i faldoni raccolti per 10.000 pagine di contenuti con un massiccio uso di intercettazioni telefoniche. Una vicenda in cui entra anche l'acquisto dei tamponi rapidi antigenici durante il periodo della pandemia, al centro della querella tra l'ex direttore della microbiologia di Padova Andrea Crisanti, adesso senatore del PD, e il presidente del Veneto Luca Zaia. L'udienza davanti al GIP di Padova è stata fissata per il 1° febbraio. Cambiamo decisamente argomento, entriamo nella pagina dell'attualità perché lo sappiamo, insomma, abbiamo visto i rincari nel costo dei carburanti, l'esplosione dei costi per l'energia, le bollette, poi le cose vanno a ondate, un po' si sistemano, un po' ripartono, però tutte le famiglie stanno facendo i conti con questa situazione. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, le spese sono veramente altissime adesso. Tra dicembre e gennaio abbiamo avuto un aumento lordo tra accise ed IVA di 30 centesimi e mezzo, e questo per una categoria che ha veicoli che di media effettuano 3 km con 1 litro, hanno un'incidenza molto elevata. Abbiamo fatto delle valutazioni d'insieme come aumento di costo di gestione previsto per il 2023 da questa voce e dal rincaro anche delle autostrade, per cui un mezzo pesante affronterà una maggior spesa pari a circa 10.000 euro annui. Cifra che va moltiplicata per le circa 2.000 aziende di autotrasporto che operano nella provincia di Padova.
La paura dei rappresentanti di categoria è che si vada verso una spirale inflazionistica. Naturalmente questo rincaro del costo di gestione del trasporto merci, che condiziona tutta la nostra vita e tutta la nostra distribuzione, avrà oggettivamente un'incidenza in tutte le spese delle nostre famiglie, in buona sostanza, perché tutto quello che arriva nei supermercati e nelle imprese arriva attraverso il trasporto su gomma. Gli autotrasportatori si dicono solidari coi benzinai che hanno proclamato uno sciopero, per ora congelato, dopo l'incontro col governo. Fra il barile che viene estratto oggi dagli Emirati Arabi e la pompa di benzina che abbiamo sul territorio davanti a casa, in mezzo ci sono le 7 sorelle. Ma lo sappiamo, ci viene detto allo Stato italiano che ci sono gli extra profitti, forse sono lì le speculazioni, secondo me. I rappresentanti dei camionisti chiedono al governo e all'Europa che si muova con l'antitrust. C'è un'antitrust italiana, so che è stata attivata dal governo italiano, ma c'è un'antitrust comunitaria. Secondo i trasportatori nostri associati è quello il soggetto da movimentare, da mettere in movimento perché venga fatta un'indagine e perché la speculazione c'è. Come è stato anticipato in questo servizio, l'agitazione, lo sciopero dei benzinai previsto e fissato intanto il 25-26 gennaio è stato congelato in attesa di vedere quelli che sono i provvedimenti del governo per combattere l'esplosione dei costi. I benzinai dicono vediamo come andrà, attenzione non vogliamo più essere travolti da questa ondata di fango che ci è arrivata addosso negli ultimi giorni. Scopriamo perché. Congelato lo sciopero dei benzinai annunciato per il 25-26 gennaio, lo stop dopo un primo incontro a Roma con il governo. Il confronto riprenderà martedì prossimo. Solo allora i rappresentanti di categoria decideranno se revocare la serrata o confermarla. Ci hanno promesso di rincontrarci i primi giorni della settimana prossima per entrare più sul tecnico. Apprezziamo e hanno apprezzato il fatto che abbiamo dato le nostre spiegazioni, quello che diciamo da una settimana, che il prezzo non lo gestiamo noi e quindi non siamo noi che andiamo a incidere sul prezzo finale. Sicuramente ci auspichiamo che anche il decreto trasparenza sia modificato in toto, perché anche lì mettere un prezzo medio nazionale diventa un po' difficile da gestire anche a livello territoriale, perché quando parliamo di un prezzo medio, il prezzo medio va modificato anche a seconda dell'impianto se si trova a una certa distanza dalle raffinerie. Sicuramente se si trova a 300 km i prezzi di trasporti aumentano e quindi il listino automaticamente le compagnie petrolifere sono costrette ad aumentarlo lievemente. Quindi la soluzione potrebbe essere di mettere un prezzo sicuramente medio nazionale sul portale del Mise, in modo che tutti possano andare a controllarlo. Metterlo sull'impianto crea solo confusione e sicuramente distrae il cliente da effettivamente quello che va a pagare. Poi per quanto riguarda la comunicazione di prezzi, anche lì siamo molto scettici, cioè minimo un gestore manda circa 120 comunicazioni all'anno. 120 comunicazioni moltiplicato per i 20.000 impianti per chi lo fa correttamente hanno dei dati allucinanti da controllare. Dovremmo capire se questi dati dopo alla fine vengono controllati e, come si dice in Italia, con un click dovrebbero riuscire a risolvere il problema. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Vediamo alcune notizie riguardanti la sanità. Continuano ad arrivare segnalazioni di disorganizzazione e di servizi e piccoli e grandi problemi all'interno delle aziende sanitarie del Veneto. In questo caso sentite cosa ci ha raccontato un telespettatore. Ancora segnalazioni di disagi e soprattutto problemi nel prenotare le visite all'ULSS 7, un film che continua ad arricchirsi di nuovi capitoli, un po' come Mission Impossible. Ecco la testimonianza di un paziente bassanese di 76 anni che da febbraio è in attesa di un controllo alla prostata perché, come ci racconta lui stesso, il problema c'è e i medici hanno raccomandato una visita entro agosto dell'anno scorso. Poi è arrivato settembre e non mi chiamano, sono andato a vedere a ottobre e non mi chiamano, non mi sanno dire niente. Praticamente sono andato 3 volte. Stamattina stessa cosa. Non so cosa dobbiamo aspettare. Io sono 60 passanni che pago il servizio sanitario
e siamo messi in questo modo qua, non so come sia sta cosa. Ma il problema, ci racconta, è soprattutto legato alle difficoltà nel mettersi in contatto con il personale per provare a trovare una soluzione. Per l'ufficio di pubbliche relazioni non si può andare di persona, si va col telefono. Col telefono ti avvisano subito, hanno una registrazione che dice che sono 5 minuti da aspettare. Io ho provato in qualsiasi ora, sempre ti dicono che sono 5 minuti da aspettare. Ma non so come dobbiamo fare per trovare sta gente. Perché non so, c'è anche il Covid, ma si va a ballare, si va a fatè, si va di qua, si va di là. Mi sa che all'ospedale non ci sono più tante persone come una volta, gli sportelli, tutte queste cose qua. Hanno automatizzato qualcosa, ma non serve niente. Hanno fatto Per me siamo alla disfatta. Questo lo dicono tanti. Vediamo una situazione piuttosto complessa che ci viene segnalata dalla nostra redazione di Padova. Boom di accessi in pronto soccorso, 4 su 10 addirittura sono codici bianchi. 2.143 bambini, 1 su 3 entra per sintomi respiratori, bronchioliti o il temibile virus sinciziale, 12.433 adulti. Sono numeri mai visti quelli affrontati nel periodo tra il 22 dicembre e l'11 gennaio dal pronto soccorso pediatrico e centrale dell'azienda ospedaliera di Padova, con il personale che si è trovato a gestire picchi di casi di influenza con 4 pazienti su 10 in codice bianco. La settimana peggiore è quella appena passata. La presenza del codice bianco purtroppo è una cosa che notiamo da sempre, voglio dire, no? Cerchiamo di dare le risposte migliori naturalmente alle persone che arrivano nei nostri pronti soccorsi e appunto rispondendo alle loro esigenze. Per noi è sicuramente importante avere nei pronti soccorsi codici verdi, codici gialli, codici rossi, ma in realtà insomma anche il codice bianco viene naturalmente seguito. 141 ricoveri pediatrici dopo accesso in pronto soccorso, 1.568 gli adulti. Un ospedale che nel periodo delle feste, Sant'Antonio compreso, ha effettuato 15.567 visite ambulatoriali, 1.226 interventi chirurgici, 9 trapianti, 1 di fegato il giorno di Natale, 1 di rene il 6 gennaio. Super lavoro con 2 buone notizie. La prima è legata ai fiocchi rosa e azzurri. Sono 101 i piccoli nati in azienda ospedaliera tra il 24 dicembre e l'8 gennaio, 9 dei quali hanno scelto il Capodanno per venire al mondo, e in calo dopo settimane anche la curva di contagi da Covid, scesi del 30% solo negli ultimi 7 giorni. Siamo in una fase di rallentamento, non possiamo dire che il virus batte in ritirata, no? In realtà è presente nella nostra comunità e in forme naturalmente minori rispetto al passato, quantitativamente e qualitativamente anche per quanto riguarda la sintomatologia, ma è opportuno essere sempre prudenti. 98 ricoverati positivi nell'ultima settimana, 2 le persone in terapia intensiva, 1 è un Covid per caso, il secondo un 60enne non vaccinato. Vediamo una notizia che riguarda il sociale, la sanità, ma anche la cronaca, con un operatore sociosanitario iscritto nel registro degli indagati per una serie di vicende legate all'RSA. A far scattare le indagini della Procura di Padova è stata la segnalazione arrivata dalla residenza per anziani cittadina dove i casi sarebbero avvenuti. 4 sinora gli episodi accertati per i quali un operatore sociosanitario di 30 anni è indagato con l'accusa di atti osceni, violenza privata e tentata violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa delle vittime. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe esibito parti intime a 4 donne costrette a letto, ospiti della casa di riposo. La prima di queste si sarebbe confidata con il marito, da qui l'avvio dell'indagine. La procura ha avviato tutti gli accertamenti, nel frattempo la struttura ha iniziato un procedimento disciplinare. Cambiamo ancora decisamente argomento. Vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali dei giorni scorsi che la Procura della Repubblica di Trento stava andando verso la richiesta di archiviazione nel procedimento sul disastro della Marmolada del luglio dell'anno scorso, nel quale sono morte 11 persone, e effettivamente era stata depositata la richiesta di archiviazione legata soprattutto al contenuto
frutto della perizia fatta fare da 2 esperti dalla Procura della Repubblica, dalla quale si evince che non c'era modo di sapere quello che poteva succedere, era proprio al di là del controllo umano quella situazione, quindi non c'è niente che si potesse fare. Questa decisione ha sollevato parecchie perplessità e anche molto dolore in alcuni dei familiari delle vittime. Abbiamo parlato con il fratello di Davide Miotti, una delle persone scomparse. Luca Miotti ha perso il fratello Davide sulla Marmolada, dove quest'ultimo è morto assieme alla moglie Erika e ad altre persone nella tragedia del luglio del 2022. A oltre 6 mesi dal disastro, Luca si dice deluso dalla decisione della Procura di Trento di archiviare l'indagine perché il fatto non è stato ritenuto prevedibile dagli esperti incaricati di studiare l'immenso faldone. La decisione mi ha colto veramente di sorpresa, perché ero certo che dopo 6 mesi di indagini si sarebbe necessariamente arrivati ad una conclusione che avrebbe accertato, dal mio punto di vista, alcune responsabilità. La perizia disposta dalla Procura parla chiaro, ma Miotti chiede che venga fatta ulteriore chiarezza su quanto è accaduto, soprattutto prima della tragedia. Il mio obiettivo è contribuire a fare chiarezza e magari contribuire ad ampliare il dibattito sulla sicurezza dell'accesso non all'alta montagna, ma alla media e alla bassa montagna. Quello che io credo, quello che io penso è che sono 20 anni che si parla di crisi climatica, che i ghiacciai si assottigliano, che l'acqua corre a destra, a sinistra e sotto, e io sono sicuro dal mio punto di vista che queste condizioni di cambiamento dei ghiacciai non sono state conosciute, valutate e accertate. Miotti punta il dito sulla prevenzione, sulla sicurezza, chiedendo se sia stato fatto tutto quello che era possibile fare per salvaguardare le vite di chi si è avventurato sul mare di ghiaccio in quel giorno di luglio. Sappiamo che alcuni dei deceduti non sono morti a 3.000 metri, neanche a 2.000, ma in prossimità dei sentieri di uscita dalla passeggiata di quello che fu un ghiacciaio, e quindi sono stati colpiti dai massi e dalle rocce che provenivano dall'alto, ed erano in prossimità quindi della valle. L'anno prossimo succederà senz'altro altrove, in qualche altro ghiacciaio, oppure lo stesso in Marmolada. La politica cosa intende fare? L'appello di Luca è molto chiaro ed è rivolto agli scienziati e ai conoscitori della montagna. A questo punto non mi rimane che fare un appello agli scienziati, ai ricercatori e alle persone interessate di approfondire la vicenda. Sono disponibile, visto che la legge me lo consente, di produrre tutti i materiali che ho in possesso, fornitimi direttamente dalla Procura, e quindi indagare magari in modo diverso le stesse fonti, gli stessi dati, le stesse fotografie. E quindi chiedo di contattarmi tramite il profilo Facebook. Abbiamo altre notizie riguardanti la tragedia in Marmolada, abbiamo altre voci, ve le proporremo nel corso della nostra informazione qui su Rete Veneta. Quello che è stato detto finora va a braccetto per forza con i cambiamenti climatici, con un cambiamento importante nella montagna del Veneto, ma in generale delle Alpi. Mai così poca neve sull'arco alpino, lo dicono i ricercatori del BO. 36 giorni in meno al suolo rispetto a 100 anni fa, con un'accelerazione mai vista per secoli. Mai così poca neve sulle Alpi, certifica lo studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Padova e del CNR di Bologna, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change. Un raffronto sulla permanenza del manto nevoso a ritroso di 6 secoli, neve così necessarie alla vita di uomini e animali, pensiamo solo alla necessità d'acqua dei campi durante l'estate, reso possibile grazie allo studio di un piccolo arbusto, il ginepro, spiega al telefono dal laboratorio di Santo Stefano di Cadore Marco Carrer, coordinatore della ricerca. Noi disponibilità di dati meteorologici misurati è di poche decine d'anni. Per estenderla a ritroso nel tempo abbiamo fatto ricorso a questo arbusto che penso che tutti conosciamo, insomma il ginepro comune. Quando è in quota lui cresce molto basso sul suolo, quindi prostrato si dice, proprio alto pochi decimetri, e cosa succede? Che appena c'è un po' di neve lui rimane sotto la copertura nevosa e comincia a riprendere l'attività vegetativa, a crescere la stagione successiva quando emerge dalla neve.
E in questo modo, se il periodo è breve, la sua stagione vegetativa di permanenza della neve, la sua stagione vegetativa si allunga e viceversa. E questo lo registra negli anelli. La tecnica usata si chiama dendrocronologia, l'esame degli anelli degli alberi, e mai era stato applicato a un arbusto con un fusto di pochi centimetri come il ginepro, uno studio che rappresenta un'ulteriore conferma di quanto i cambiamenti climatici siano una realtà. A meno di eventi particolari che magari potranno anche capitare, potranno interessare un anno o due eventualmente, cioè magari il prossimo anno può essere anche molto nevoso, ma questo non è che incide sulla tendenza di medio-lungo periodo. Verosimilmente andremo sempre avanti se le condizioni veramente non cambiano, ma sono processi molto lunghi, verso una riduzione da una parte della neve, da aumento delle temperature. Se le temperature aumentano la neve si scioglierà, si fonderà più precocemente. Come sempre vi terremo aggiornati anche su queste novità, su nuovi studi, nuovi approfondimenti. Invece desta già da qualche giorno grande scalpore in Veneto la decisione dell'Unione Europea di approvare la richiesta dell'Irlanda di applicare delle etichette sull'alcol, sui prodotti alcolici che vengono in pratica parificati alle sigarette come rischio per la salute. Questo riguarda ovviamente anche il vino veneto e i veneti non ci stanno. Da un lato ci danno i contributi per tutelare le eccellenze enogastronomiche, dall'altra fanno delle normative che vanno a penalizzare proprio i prodotti e i cibi di qualità che produciamo soprattutto in Veneto. Dopo il caso del Prosec, dopo il caso delle farine fatte con gli insetti, oggi ovviamente si va a colpire il vino, che ricordiamoci in Veneto vale circa 2 miliardi di export. Ancora una volta l'Europa colpisce le eccellenze venete. L'Unione autorizza l'Irlanda a inserire sulle etichette delle bottiglie di vino avvertenze sui rischi per la salute che derivano dal consumo di alcol. Insomma, un bicchiere di vino veneto viene messo alla stregua di un pacchetto di sigarette. Siamo alla vera e propria follia di un'Europa che è sempre più concentrata a distruggere le eccellenze agroalimentari, magari per favorire i prodotti che arrivano dalle grandi multinazionali. In passato avete fatto anche la lotta contro il Nutri-Score? Sì, abbiamo fatto la lotta contro il Nutri-Score. Purtroppo ogni anno dobbiamo, assieme ai consorzi di tutela, ovviamente fare tutta una serie di azioni per tutelare anche i nostri prodotti che spesso e volentieri subiscono dei falsi a livello internazionale, e purtroppo questa Unione Europea, invece di tutelare i nostri agricoltori, giorno dopo giorno ovviamente con queste norme folli li sta solamente ovviamente bastonando. Il Veneto si sta già muovendo per difendere per l'ennesima volta le sue eccellenze. Come Regione del Veneto noi ci siamo già mossi in queste ore presso il Ministero dell'Agricoltura e contiamo insomma che attraverso i nostri rappresentanti anche a livello europeo si possa veramente fare una operazione di lobby, di tutela, perché ovviamente ne va del futuro del nostro settore primario che, ricordiamoci, in Veneto ha un'importanza strategica. Chiudiamo con la politica, chiudiamo con le amministrative 2023, parliamo di Vicenza. La corsa alla carica di sindaco di Vicenza è partita ufficialmente. Questa mattina Giacomo Possamai, capogruppo del PD in Consiglio regionale, durante una conferenza stampa ha confermato quello che insomma avevamo anticipato nei nostri telegiornali, ovvero che correrà per il ruolo di sindaco di Vicenza. Ve lo racconteremo nel TG di questa sera. Facciamo invece il punto della situazione. La sfida per la poltrona di sindaco di Vicenza è iniziata. Forse sotto traccia, forse non tutti se ne sono accorti, ma i candidati principali, zitti, quatti, sono già scattati con dichiarazioni che lasciano pochi dubbi. Per la mia città sono sempre disponibile. Io alle amministrative di Vicenza ci sono. Francesco Rucco, sindaco uscente, civico, appoggiato dai partiti di centrodestra, e Giacomo Possamai del Partito Democratico, molto vicino a Enrico Letta. Domani Giacomo Possamai svelerà le sue intenzioni, se si candiderà oppure no, ma c'è poco da svelare.
a centrosinistra, se non lui, chi? Molto più interessante invece sarà scoprire che farà il terzo polo. Sì, perché ultimamente, per una grande Vicenza, la lista civica che in Consiglio Comunale fa riferimento ad Azione di Carlo Calenda ha un approccio diverso rispetto alle battaglie portate avanti dal Partito Democratico. Per esempio, più che fare bagarre sulle panchine antibivacco di Campomarzo, il terzo polo si è concentrato sulla loggetta longhena dei Giardini Salvi, che versa in pessime condizioni. Da qui è partita la proposta di riqualificarla. Per dare veramente sicurezza, come è nelle intenzioni, bisogna anche intervenire in un angolo del parco, del giardino, che è la loggia longhena, e che oggi è occupato solo da spacciatori, da baby gang, e invece lì, aprendo il passaggio che c'è su Piazzale Giusti e facendo vivere la loggia, ecco che lì noi diamo vita e togliamo spazio a un uso improprio del parco. È una proposta che è straaccolta perché è già fatta nella progettazione dell'amministrazione comunale e che condivide in pieno l'idea che abbiamo noi della nuova accessibilità su Piazzale Giusti del Giardino Salvi. Avete capito bene, l'assessore alle infrastrutture di Vicenza, che è anche coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, accoglie la proposta del consigliere comunale Colombara, che rappresenta il terzo polo, disponibili entrambi a collaborare insieme. Sono segnali di una possibile alleanza in vista delle amministrative di giugno? Chissà, intanto il terzo polo sta appoggiando il candidato di centrodestra per la presidenza della provincia di Vicenza. 2 indizi non fanno una prova, ma sono una bella coincidenza, e le coincidenze in politica non sono mai un caso. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso, assieme agli operatori tecnici del gruppo Media Nord-Est, di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordiamo che questa sera alle ore 20 andrà in onda Itinerari turistici con Ida De Poli, che ci accompagnerà alla scoperta delle ville di Campo San Piero. Poi alle 21:15 Un uomo tranquillo con John Wayne. In mezzo i telegiornali TG Bassano e TG Vicenza, ai quali vi invitiamo per capire tutto quello che è successo poi nel corso di questa giornata. Buon pomeriggio.